Avete già pensato a qualche acquisto da fare? E stiamo guardando. No, abbiamo già speso per Natale, perciò vediamo. Ci sono belle cose ancora da vedere, ma speriamo di trovare quello giusto, giusto? Ci interessa sempre che le cose più belle sono quelle sempre più costose comunque, no? Da domani forse un po' meno costose, al via anche in Veneto i saldi di fine stagione, seppure l'inverno sia iniziato solo da 15 giorni e i clienti siano da pochissimo reduci dagli acquisti di Natale. Qualche punto vendita chiuso per inventario oggi, da domani si parte ufficialmente, anche se quest'anno più ancora che in passato i saldi sono stati preceduti da promozioni di ogni tipo, svendite di mezza stagione, Black Friday, per non parlare delle piattaforme online. In realtà diciamo che ci sono mid-season sale, chiamiamo così, e ovviamente a metà stagione si cerca sempre di dare un po' di un incentivo in più a questi clienti che hanno bisogno comunque di essere stimolati all'acquisto. Malgrado questo, per i saldi veri e propri le previsioni di Confcommercio sono positive. Credo che saranno dei buoni saldi, si parla di un leggero incremento della spesa pro capite, si arriva mi pare a 165 euro e a 360 euro come spesa complessiva familiare, quindi un po' in crescita rispetto all'anno scorso. Ci sono tutti i presupposti perché sia un saldo più che discreto. Resta il fatto che per i commercianti i saldi che iniziano all'Epifania sono troppo anticipati. Le svendite sarebbe giusto cominciarle alla fine di gennaio, quando l'inverno è finito, però non è così.